100 anni fa l'Italia usciva da una guerra, doveva fare i conti con terre alluvionate e paludose. Sandona di Piave viene definita la capitale della bonifica italiana perché partì proprio dal Veneto orientale, con l'attività affidata ai consorzi di bonifica che restituì sviluppo e occupazione, oltre a terreni fertili e fruibili. Il centenario del famoso congresso delle bonifiche che si è tenuto proprio a Sandonà ci ha dato il motivo di accompagnare attraverso un evento come questo, una riflessione importante, cioè come vedere il futuro attraverso gli occhi della sostenibilità, perché abbiamo scelto di approfondire i temi attraverso un comitato scientifico con 14 università italiane, coordinato dall'ANBI nazionale, che ha preso i goal, i focus dell'Agenda 2030 proprio della sostenibilità e ha cercato di coniugarli con le attività che i consorzi stanno portando avanti. Il lavoro dei consorzi dal 1922 a oggi è profondamente cambiato, come mutato è il territorio, più cementificato e sfruttato rispetto ad allora. Abbiamo delle problematiche completamente diverse da 100 anni fa, dove bisognava solo pensare a mantenere asciutti i terreni da poco bonificati. Adesso c'è tutto un lavoro dietro grandissimo legato alla manutenzione ordinaria, alla manutenzione straordinaria, come dicevo prima alla creazione di bacini di accumulo per le acque irrigue e soprattutto a un ruolo che i consorzi potrebbero avere come prestatori di servizi ecosistemici, con tutti i nostri canali, con la possibilità di depurare le acque, con la fitobiodepurazione. Il centenario coincide con la quinta edizione di Terre Evolute Festival della Bonifica, giornate di discussione, illustrazione delle pratiche di bonifica con visite guidate, momenti di svago e spettacolo. ANBI e Università di Padova hanno perfezionato una collaborazione su varie tematiche che vanno ben oltre la celebrazione del secolo di innovazione. In queste 2 giornate di simposio noi analizzeremo 9 dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030. Sono 2 anni che 15 università italiane stanno lavorando per stendere un documento programmatico, quindi quello che abbiamo chiamato gli itinerari della sostenibilità, all'interno del quale suggerire al mondo della bonifica o costruire meglio assieme a loro dei possibili itinerari strategici. All'interno di questi itinerari abbiamo sviluppato delle azioni e pensato a quelli che possono essere dei parametri per poter verificare il raggiungimento di questi risultati.